Ma perché nei film non si svegliano mai così? Sempre trasformare nei lievi. Magica Amy, magica Amy, gira e spera, gira quel che vuoi che avvererà. Ciao tesorine, eccomi qui con un nuovo video. Lo so che vi sono mancata. Allora ragazzi, niente, il video di oggi tratterà questo trucco e poi se vedo che ci sto dentro coi tempi vi faccio vedere anche l'outfit. Niente, questa sera io e il mio ometto dobbiamo andare, sembra il mio figlio, io e il mio compagno, il mio amore, la mia vita andremo a mangiare una grigliata dal suocero e non so chi ci sarà, e questo è il look che ho pensato. Ovviamente stasera spero sia un po' più freschino, quindi in ogni evenienza io mi prenderò su anche un golfino, ovviamente bianco perché deve essere intonato. Allora, questo è il trucco e vi lascio al tutorial. Un bacione! Dopo aver steso la nostra base, andiamo ad applicare l'ombretto marrone su tutta la palpebra mobile. Ora con un pennellino di sfumatura andiamo a prendere un ombretto bianco matte e lo stendiamo sotto tutta l'arcata sopraccigliare. Prendiamo ancora un po' di ombretto marrone e lo andiamo a sfumare verso l'alto. La palette di Kiko 01 Light Impulse andiamo a prendere un arancione con un pennellino a penna e lo mettiamo sopra alla sfumatura marrone che abbiamo fatto prima e lo sfumiamo verso l'alto. Adesso prendo una matita gialla, questa di Essence, e la metto in tutta la rima cigliare inferiore e anche nell'angolo dell'occhio e sfumo. Prendo nuovamente l'ombretto marrone e lo stendo sotto la rima cigliare inferiore, in modo che la matita gialla poi non coli. Applico il mascara. Con il pennellino di Essence vado a stendere il mio blush. Ora che il mio mascara è asciugato, vado a stendere il mio eyeliner in gel. Con una matita nude vado a tracciare la linea delle mie labbra, stendo il mio gloss preferito, spruzzo il mio profumo preferito e sistemo questi capelli. Trucco e parrucco finiti! Ed eccoci ai prodotti utilizzati. Allora, come fondo ho utilizzato il fondotinta minerale di Neve Light Neutral, poi come correttore ho utilizzato il correttore di Kiko, il Full Coverage Concealer nel numero 04. Come base per l'ombretto ho utilizzato la Primer Potion della Urban Decay, che ho finito e quindi l'ho già buttato, non vi faccio vedere la scatola, sapete benissimo qual è. Poi scusate, per il viso ho utilizzato questa terra compatta effetto abbronzante di Pupa e il numero è la 05. Come blush ho utilizzato questo di Kiko, il Bling Blush, che è di un'edizione limitata, mi sembra di un paio d'anni fa, ed è questo. Ecco qua. Poi ombretti utilizzati. Allora, dalla Naked 1 ho utilizzato Dark Horse, che è questo colore qui bellissimo, è quello che ho usato nella palpebra mobile e sotto la rima cigliare inferiore. Poi l'ombretto che ho utilizzato per la piega dell'occhio è appunto questo arancione, è di questa palette della Kiko, lo 01 Light Impulse, ed è questo colore qui. Poi sotto il sopracciglio per illuminare ho utilizzato questo ombretto bianco matte di Neve, mi sembra sia cocco,
anzi sono sicura che è cocco. Poi come eyeliner ho utilizzato questo di Essence, il gel eyeliner, il numero 02, London Baby, ed è un marrone stupendo, io lo adoro questo, come tutti i prodotti di Essence d'altronde. E come mascara ho utilizzato il mio solito I Love Extreme, sempre di Essence. Matite utilizzate per gli occhi ho utilizzato questa matita gialla, è la numero 17 Neon Sweetie della Essence sempre. Matita labbra ho utilizzato il lip liner numero 11 in the nude di Essence, e il gloss che ho utilizzato, che è appunto nei miei preferiti, è questo lip gloss di MAC che mi ha regalato Mia. E infine, per completare il tutto, ragazze, questo profumo di Dolce & Gabbana, la Lune. Io lo sto amando, questo profumo è meraviglioso, infatti lo inserirò sicuramente nei preferiti di settembre. Ho amato tantissimo l'Imperatrice, che era il numero 04 di Dolce & Gabbana, un altro profumo eccezionale. E niente ragazze, questo è il look appunto che ho pensato per questa sera. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate e vi mando un grosso bacione. A presto! Allora ragazze, questo è l'outfit. Adesso vedete, sono passata al telefono perché allora riesco a farvi vedere bene il tutto. Allora, il top è questo semplicissimo foulard che ha il lato superiore, l'angolo superiore piegato all'indentro, passato un laccetto arancione, eccolo qua, e dietro la schiena ho fatto appunto il nodo, ed ecco qua il top. Schiena ovviamente scoperta, su ho un reggiseno di quelli in silicone, così non ho laccetti, non ho nulla. Poi pantalone particolare perché ha la cerniera dietro, questo è di H&M, e nel ginocchio ha questa toppa, diciamo. Le scarpe sono quelle di motivi, che se avete visto il video sulle mie scarpe le avete già viste. Ecco qua. Poi accessori, ho questa collana che ho fatto io l'anno scorso con il Fimo, e fatalità non avevo mai usato perché non sapevo con cosa abbinarla. E poi ho questo bracciale, aspettate che vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ho questo bracciale con il stesso decoro della collana, sempre fatto da me in Fimo. Ecco qua ragazze, questo è appunto l'outfit. Spero vi